Ha letto il libro. Michele Tomasella, Movimento Aquile dal Friul. Cosa ne pensa di questa? Salve direttore, io mi riaggancio al suo intervento di prima rassicurando la cittadinanza e dicendo che anche i veri autonomisti andranno alle elezioni regionali del prossimo anno, quindi insomma tutti coloro i quali... Siete insomma ritrovati arroccati su Ceccotti, mi pare, no? Almeno ho letto sul giornale. No, assolutamente no. Il nostro movimento, infatti io in questo intervento volevo anche un attimino spiegare a quella fetta di popolazione e cittadinanza che ancora non ci conosce bene, come è normale che sia, d'altronde siamo solamente ai blocchi di partenza di quella corsa che ci porterà alle elezioni regionali. Il nostro movimento Aquile dal Friul è un movimento nato nel nostro territorio, quindi territoriale, è un movimento autonomista e friulanista, è un movimento che ha il suo simbolo, che ha un suo direttivo, che ha un suo seguito che definisco importante e che ha anche un suo programma politico che abbiamo da poco pubblicato e che potete trovare anche sul nostro sito aquiledalfriul.org oppure su Facebook Aquile dal Friul. Il nostro scopo, uno dei primi obiettivi dei tanti che verranno in futuro, è appunto quello di correre le prossime elezioni regionali, per creare quel polo autonomista, quella coalizione anche, perché no, autonomista, che da troppi anni manca qui in regione, appunto per contrastare le varie compagini, diciamo, le varie compagini politiche a livello nazionale. Per cui noi saremo pronti quando verremo chiamati anche per candidare un nostro candidato che sicuramente non sarà il signor Ceccotti. Mi chiedo, sì. C'era il motto, l'ordine romano era dividite ed impera, no? Sì. Io vedo che l'autonomismo non riesce mai a trovare una strada comune, voi per una cosa, voi per l'altra, 1000 divisioni e alla fine non riuscite mai ad arrivare al dunque. Una coalizione, lei mi insegna, è un recipiente che ha sostanzialmente una capienza pressoché illimitata. Naturalmente in questo recipiente autonomista potranno confluire tutti quei movimenti che avranno quei valori condivisi e quei progetti condivisi, certo, non certo uguali ma molto simili. Lo stiamo creando. Michele Tomasella, grazie. Movimento Aquile dal Friul, grazie veramente. Allora